Non è fantascienza, è scienza. Il nuovo bunker di radioterapia dello IOV, inaugurato nell'ospedale di Schiavonia a Monselice, rappresenta un deciso passo in avanti nella lotta contro i tumori. 12 milioni e 700 mila euro, quasi totalmente finanziati dalla Regione Veneto. 2 macchinari, la tomoterapia applicata a molti tumori pediatrici e questa Simultac, unici a livello nazionale. Gioielli, non esitano a definirli i medici dello IOV, a cui brillano gli occhi e che emozionati raccontano di avere trovato nuove energie, perché la cura di queste malattie richiede tanta passione. Tutti siamo orgogliosi di questo avuto traguardo e tutti dobbiamo esserlo, sia da amministratori pubblici che da utenti, direi. L'orgoglio è quello di garantire sempre più delle prestazioni di qualità. Ed eccoli questi macchinari, un acceleratore lineare, in totale sono 4 allo IOV. Una radioterapia guidata dalle immagini. Tenete presente che noi praticamente eroghiamo un trattamento da 1 metro di distanza con la precisione di 1 millimetro. Una tomoterapia e una Simultac, strumentazioni uniche in Italia. Di tomoterapie ne sono montate solo altre 3 in tutta Europa e tra gli impieghi maggiori ci saranno quelli sui bambini che necessitano di trapianto di midollo. Attualmente si fa una total body irradiation, questo farebbe una total marrow irradiation, cioè un'irradiazione del solo midollo osseo, e questo qui consente il risparmio nettamente di organi sani come i polmoni, i reni, le stesse ghiandole salivari che possono dare problemi di bocca secca, per esempio. Un altro deciso passo in avanti per la sanità veneta. Abbiamo cure innovative, macchinari innovativi come questi di oggi. 2 di questi macchinari sono primi a livello nazionale, le prime macchine a livello nazionale, e siamo sempre più puntuali nella cura dei tumori.